Presidente Serracchiani, è stata illustrata oggi l'ipotesi di riconversione della linea 2 della cartiera Burgo di Duino, non propriamente la presentazione di un piano industriale. No, effettivamente oggi è stato comunque un incontro molto interessante, l'azienda sta lavorando sicuramente su un piano di riconversione della linea ed era una delle basi della richiesta dell'incontro che abbiamo fatto al Ministero dello Sviluppo Economico. Naturalmente il lavoro da fare è ancora molto, anche perché attendiamo il piano industriale e ovviamente anche quella partnership industriale che rende possibile anche il pensiero a medio-lungo termine sulla riconversione della linea e sull'attività dello stabilimento. Però è un passo avanti che abbiamo comunque apprezzato, che fa parte di quegli impegni che si sono assunte le parti in passato. Ci sono criticità e prospettive, balla naturalmente il numero degli esuberi. Beh, diciamo che il tavolo delle relazioni sindacali si occuperà anche di fare queste valutazioni. A noi interessa capire se ci sono margini per la riconversione, per l'insediamento industriale e anche per garantire nel futuro una produzione qui e quindi anche posti di lavoro. Lei ha chiarito che la Regione non fa politica industriale ma può accompagnare. Beh, per evidenti motivi, non sarà certo la Regione a potersi far carico di politiche industriali che competono alle aziende e competono al territorio, però la Regione, come ha fatto anche in altre circostanze, ha intenzione di fare anche questa volta, accompagna le politiche che vengano dal territorio. Ovviamente non si tratta soltanto, lo dico con chiarezza, di mettere a disposizione risorse, bisogna avere anche una prospettiva nel medio-lungo periodo che ci permetta anche di mantenere qui l'insediamento industriale e garantire i livelli occupazionali.